Hanno pochi anni, a volte persino pochi mesi. Vengono dall'Africa sui barconi e poi vengono rinchiusi a centinaia nel centro di detenzione, dove restano per settimane tra malattie, incidenti e un caldo infernale. Protagonisti di questa tragedia nella tragedia, i piccoli migranti che approdano sulle coste lampedusane. Una tragedia documentata da un inviato dell'Espresso riuscito a entrare in questo carcere di cui, dice, nessuno vuole parlare. Omar, Hamza e Ma sono solo i più piccoli dei 225 tra bambini e adolescenti che alla fine dello scorso mese di agosto erano rinchiusi da settimane nelle due strutture di detenzione dell'isola, per l'esattezza 111 nel centro di primo soccorso e accoglienza di Contrada in Meriacola, 114 nella base in disuso dell'aeronautica militare, a poche decine di metri dei radar di scoperta e di difesa antimissile e dai campi elettromagnetici. Un fenomeno non nuovo, quello dell'immigrazione, per i giornalisti dell'Espresso. Qualche anno fa, infatti, il giornalista Fabrizio Gatti ha vissuto una settimana con centinaia di immigrati, tra soprusi, umiliazioni e condizioni disumane, poi trasferito e liberato con un foglio di via. Nell'autunno 2005, poi, sempre l'Espresso aveva già denunciato le condizioni disumane nel centro di detenzione, ma da allora, fa sapere il giornalista, qualcosa di importante è migliorato. Adesso c'è maggiore trasparenza e minore isolamento, ma qualcosa, aggiunge, è anche peggiorato. Nel 2005, infatti, i piccoli venivano trasferiti in poche ore in strutture aperte. Per Anna Paola Concia, Michele Mara e Jean-Léonard Thiudi, deputati del Partito Democratico, quella vissuta da questi piccoli è una pura barbarie, indegna di un paese civile, una barbarie, aggiungono, che non può e non deve essere perpetrata. I parlamentari del PD, che nei prossimi giorni si recheranno a Lampedusa per verificare di persona lo stato psicofisico di questi ragazzi, annunciano che lunedì presenteranno un'interrogazione parlamentare per sapere direttamente dal ministro Maroni quali misure intende intraprendere per porre immediatamente fine a quella che per questi ragazzi è una vera e propria segregazione in condizioni igienico-sanitarie a dir poco precarie, in luoghi pericolosi, non idonei alla loro età e alle loro esigenze.